c'è da pagare il conto dopo. Dopo c'è da pagare il conto, dipende quello che mangiate. Che dopo mandiamo il conto, Ma stasera non paghiamo la spesa. Stasera non paghiamo la spesa. Buonasera Vittorio Veneto, Bianco Fabiano, inviato speciale per Mac TV. Siamo alla festa informale sul nave Vittorio Veneto. Andiamo a intervistare qualcheduno. La vedevamo qua in disparte, pensavamo, cioè, ci chiedevamo cosa faceva qua in disparte, visto che tutti i colleghi stanno confrontando. Ma è un momento bello comunque sia che il comandante ha organizzato per tutti, è una cosa bellissima. Mi è venuta un po' di nostalgia. Dica la verità. Di casa, vorrei andare tanto a casa, arriveremo presto, dopodomani, quando sarà, no dopodomani, giovedì, ma è una cosa bella insomma. Comunque la domanda di stasera è questa: lei ritiene che tutta questa gente sia qui perché ha voglia di stare con i colleghi o perché ha le braccine corte, quindi non mangia fuori? No, perché è stata una cosa espressa, desiderata dal comando, e allora tutti quanti hanno partecipato molto volentieri, a prescindere. Adesso le braccine corte è uno scherzo, voglio dire, oddio c'è qualcuno che ha le braccia corte, ma non corte, cioè proprio con l'attack, così ce l'hanno, però è una cosa che il comando voleva fare ed è bello insomma, ecco, è una cosa bella essere tutti uniti perché è una tradizione che in Marina ci siano queste cose insomma. Questo adesso davanti alla telecamera, adesso la spegniamo, mi dice la verità? No, io quando parlo dico le cose col cuore, non a prese in giro. Grazie Capobello. Posso? Dunque, abbiamo visto che ci è rimasto ancora un po' di parmigiano là sopra. Lo lascio per l'equipaggio, oggi è la festa loro. Quindi non è vero che c'è il razionamento del parmigiano? No, non è vero, era tutto uno scherzo. Va bene, ha detto che è tutto lo scherzo, ha fatto il parmigiano. E tanto Moruso, quando ha risparmiato mangiando qua stasera? Io penso almeno 20 euro. 20? Se andava bene 20 euro. E tante 30 coste? Quando ha risparmiato stasera mangiando qua? Concordo, 20 euro. 20 euro? Certo. Cioè, andate alle trattorie voi, 20 euro, cioè. Se andava bene, poteva andare anche peggio. Va bene, grazie. Mele, una domanda, Mele, una domanda, Mele. No, non faccia così, mica è Striscia la Notizia questa, Mele, è Mac TV. Mele, non è Striscia la Notizia, Mele, una domanda. Ha detto di no, è scappato via. Signori. Buonasera Mac TV, grande televisione, grande, buonasera. Salve, io sono il direttore artistico di questo villaggio turistico, molto bello. Allora, la domanda è questa: lei ritiene che i colleghi siano voluti rimanere qua in compagnia degli altri colleghi oppure perché abbiano le braccia un pochettino corte? Ma nella tradizione nostra che navighiamo da ormai 1997, ricordo con piacere Halifax, Toronto, c'è lo spirito d'equipaggio, c'è lo spirito vivo di questi marinai d'Italia. Non ci sono le braccine corte? No, tutt'al più ci sono molte panze lunghe. Grazie Samuel. Sì, una domanda. Cioè, lei che è ufficiale alla cassa, no? Tutto questo, quanto è costato? Ma niente, è costato pochissimo. Adesso davanti alla telecamera diciamo pochissimo, poi mi dice... Comunque verrà addebitato a tutti quanti voi. Voi non lo sapete, ma è così. Ragazzi, mangiate adesso perché poi si paga. Si chiama? Angela? Parla bene italiano? No, poco. English?
English. Aspetta, cambiamo inviato. Vieni un attimo. Speak English. Per chiedere se gli piace la pesca, dai. Do you like the party? Very good. Very good. It's wonderful. Come si chiama questo? The food is good? Good. The aubergines are delicious. It's make Gaetano. Gaetano. Yes. Facciamo un Very saluto good. a Gaetano. Very good. Un saluto per Gaetano. Gaetano, muy bien. No, Molto bene. ciao Gaetano. Sì. Ciao. Ciao. Grazie. Muchas gracias. La signora Sabato, buonasera signora Sabato. Come va? Bene, lei C'è male, grazie. si sta divertendo a riprendere? Dobbiamo ancora riprendere l'aiutante mele, però lo prenderemo. Vi posso dare delle indicazioni? Dica. A 00:30 in pizzeria, Quale pizzeria? qui fuori, alla discoteca dove siamo stati ieri. Come si Mare chiama? Magnum? A Mare Magnum, a 00:30. Ci andrà. Va bene, grazie, la ringrazio. No. Sì, dopo. Noi ci chiedevamo, no? Com'è l'acqua del Mediterraneo? Calda, Calda? Solo calda? calda e bagnata anche. Molto bagnata. Molto bagnata. Diciamo che si poteva anche trasformare in esercitazione uomo a mare per quanto era calda, però non me l'hanno concesso, non ho avuto il tempo. Molto bene. Allora, adesso sappiamo che l'acqua del Mediterraneo è calda. Abitabile, un attimo, capo, abitabile, Adriano, un attimo. Non mi faccia parlare. Non mica siamo Striscia la Notizia, noi siamo Mac TV. Non posso rilasciare notizie, interviste, no? Una domanda. Sentiamo la domanda. La domanda è questa. Secondo lei i colleghi, no? Chiedo scusa, vabbè, l'abbiamo già il ripreso supporto prima. morale. L'abbiamo già ripreso prima. La domanda è questa, no? Secondo lei i colleghi stanno qua perché vogliono compagnia con gli altri oppure perché hanno le braccine corte? La seconda è quella buona. La seconda quindi la seconda. Come sta andando la Va cena? bene, grazie. Veramente molto bella, molto bene. Stiamo aspettando il dolce, veramente. Lo sapete chiaramente che in base a quello che avete mangiato poi domani, dopodomani o vi detraggono la razione oppure c'è da pagare un piccolo supplemento, diciamo 7, 8, 10 euro a testa in più, diciamo. No, questo mese no, abbiamo ancora il conguaglio da pagare, si può traslare di un paio di mesi. Capolo Savio, per piacere. Ma scusate, mi sembra di riconoscerlo, lui è quello che prima ha fatto il travaso delle pietanze, ma dov'è che le stava portando prima? Agli altri miei colleghi giù di guardia in CP di Prora. Non è che se le messe nell'armadietto? No, nell'armadietto no, li consumeremo entro mezzanotte sicuramente. Sicuro. Vabbè, allora, visto che ha a disposizione il microfono di Mac TV, ha qualcosa da dire? Non lo so, è a suo piacimento. Bah, io qualcosa da dire ce l'avrei veramente, ma parlo a nome del Quadrato Marescialli 2. Vorrei chiedere una cosa formale a Capo Iaccarino, ma lei ha solo una maglia, Capo Iaccarino? Da 2 anni la vedo sempre con la Polo Lacoste colore arancione. Ma lei sa quanto costano le Polo Lacoste originali, non comprate in Marocco? Ma se su questo ho dei dubbi, perché l'ho visto girare nella Medina, allora... Comunque 2 anni fa non c'era, praticamente, è che lei ancora non ha ottemperato alla fattura della che abbiamo fatto. Vabbè, provvederò, passerò, vuol dire che passerò. Un bel assegno. Va bene, allora pure tutti i pazienti che vengono magari devono passare da me. Vabbè, io non lo so se lei lavora gratis, noi non lavoriamo gratis. Vabbè, ci penserò, va. Don Giuseppe, noi la vediamo sempre fotografie, sempre. Quante fotografie ha messo nel computer che sta andando in Sono circa 2500 adesso le foto, quindi ha voglia far vedere la nave. Per cui quindi andiamo avanti fino all'alba. Mi sa che non riusciamo a vedere tutto entro stasera. E quindi un'altra faccio domanda. altre 140 per cui... Altre 140 foto. Un'altra domanda. Cosa è successo domenica scorsa? Ma per abbiamo visto che c'era della gente in fila
ad aspettare. Aspettavano le ostie, quindi nulla. Sono dimenticato. È colpa dei penettieri che non le hanno sfornate prima, oppure qualcun altro non le ha appena so. No, pensavo che fossero le comunioni fossero di meno, per cui invece siamo stati fortunati. Un sacco di gente che ha fatto la comunione. Per cui... Abbiamo visto, cioè tutti hanno visto che avete risicato, spezzato. Però più non si può. Ecco, sono andati giù, avevamo l'Eucaristia conservata, per cui poi abbiamo preso l'Eucaristia da sotto, per cui è andato bene. Poteva essere peggio. Grazie a voi. Grazie anche a Caporizzo e a Capo Iaccarino, veramente. Signor Pagnotta, lei sta andando via con 2 vassoi. Dove va? Ho fame stasera. Ha fame? Sì, ho fame, mangio tutto per me. Va bene? Va bene, grazie signor Pagnotta. Buonasera.